Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo vari motivi per essere bella, in particolare questa giornata. Tre in particolare. Il primo, siamo ancora nell'ultimo giorno dell'ottava di Pasqua per la Chiesa, cioè come se fosse l'ultimo giorno di Pasqua. In questa domenica che viene chiamata Domenica anche della Divina Misericordia, perché siamo proprio chiamati a contemplare la bontà di Dio per noi. Quindi siamo sicuramente a conservare e a diffondere proprio la gioia pasquale. Abbiamo un secondo motivo poi, perché quest'anno ricorre il 170° anniversario dell'apparizione della Madonna del Sesto, che dal 1855, quando padre Teresa Busci, ha sempre invitato ad una vita spirituale e quotidiana ordinata, e quindi ricordiamo questo anniversario. E poi abbiamo il terzo motivo, in questo piccolo pellegrinaggio che abbiamo fatto, ci ha accompagnato la giovanissima e bella figura del beato Carlo Acutis. Oggi a Roma c'è il giubileo degli adolescenti e oggi ci dovrebbe essere stata la famosa canonizzazione, però la morte improvvisa e dolorosa di Papa Francesco, ecco, ha deciso di spostare questo appuntamento all'apertura da definire. È stata comunque una figura bella, per tutta la Chiesa, una figura proprio da approfondire. Anche perché c'è un legame particolare tra Carlo Acutis e la Madonna di Portus, perché Carlo, che era uno smanettone di internet, anche il patrono di internet, aveva fatto una raccolta dei santuari dove la Madonna era apparsa, e in questa raccolta c'era proprio la Madonna di Portus. Quindi pensate, una coincidenza bella tra il 170° anniversario dell'apparizione e la canonizzazione di questo giovanissimo santo. Quindi noi oggi mettiamo comunque l'intenzione, ecco, lo ricordiamo. Allora, per tutti questi motivi che ci spingono a pregare, iniziamo l'Eucaristia chiedendo però prima di tutto perdono delle nostre fragilità e dei nostri peccati. Signore, nostra pace, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, nostra pace, Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, Signore, nostra vita, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini amati da
raduni il tuo popolo per celebrare il memoriale del Signore morto e risorto, e posi il tuo spirito sulla Chiesa, perché rechi a tutti gli uomini l'annuncio della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli Apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne intanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sulle cucce parenti, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra più che visse qualcuno di lui. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorrevano portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Vediamo insieme, rende grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rende grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rende grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dei costruttori è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio e egli ci Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito di piedi e 5 a petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto. Ma egli, levando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e dei viventi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in te.
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore di stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno di fiori, e non metto il mio dito nel segno di fiori, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita del suo nome. Parola del Signore. Per commentare il Vangelo di oggi basterebbe una sola espressione che abbiamo appena sentito: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Basterebbe solo questa. È una confrontante beatitudine, soprattutto per chi fa fatica nella fede, e penso con tutti. È quasi un grazie a quelli che, anche se hanno 1000 dubbi, credono senza la necessità di avere segni particolari. La seconda domenica dopo Pasqua è stata segnata proprio così dall'Apostolo Tommaso, la liturgia dell'ingradimento su di lui. Apostolo che troppe volte, forse in maniera un po' superficiale, teniamo in scarsa considerazione per il suo atteggiamento un po' così puntiglioso, un po' radicale. Eppure Tommaso ci può aiutare più degli altri. Ci aiuta soprattutto a capire che Gesù è stato un grande educatore. Se proviamo a leggere il Vangelo da un altro punto di vista, ci accorgiamo che Gesù aveva formato Tommaso alla libertà interiore, al coraggio di essere l'unico degli apostoli ad andare controcorrente per seguire la propria coscienza. Forse aveva ragione San Gregorio, il grande santo della Chiesa, quando diceva così, che a noi aiuta più l'incredulità di Tommaso che non la fede di tutti gli altri apostoli. Quindi la fatica di uno, per noi questi credenti, è più di stimolo per la fede di tutti gli altri. È una cosa capita nel brano di oggi che abbiamo appena ascoltato, che nonostante la notizia, la testimonianza di Maria Maddalena, di Pietro, di Giovanni che hanno corso il sepolcro, che abbiamo ascoltato domenica scorsa, i discepoli sono ancora in preda di timore. E allora la comunità chiusa,
sbattere. Se non vedo con i miei occhi, io non mi credo. Tommaso non riesce a credere alla parola della sua comunità. È così inconsciuto da non temere neppure l'isolamento da parte degli altri apostoli. Non ha paura di rimanere nell'angolo. Non si fida dei compagni. Vuole vedere, vuole toccare, altrimenti è categorico, lui non crederà. E qui paradossalmente si rivela proprio la grandezza di Tommaso nella serietà della sua fede. Ha una fede seria, come quelli che vogliono vedere, che vogliono toccare, che sono esigenti, che non si accontentano del sentito dire. Credo che tutti abbiamo fatto sentirci provocati dalla libertà di Tommaso e penso che bello sarebbe se anche nella Chiesa, nelle nostre comunità, fossimo educati allo stesso suo stile, abituati più all'approfondimento, alla libertà, al coraggio, che non invece la superficialità, al si è sempre fatto così o così fa tutti. Pensate che differenza. Che bella sarebbe davvero una Chiesa e dei cristiani più convinti. Chissà che si provoca che c'è Tommaso a questo punto. E Gesù, se l'ha messo bello, capisce il desiderio di Tommaso, capisce la sua voglia, la sua fatica di credere. Per questo è Gesù che invece di imporsi, perché tante volte la fede è imposta, Gesù si propone, anzi, potremmo dire così, più che si propone, si espone. E dice così: metti qui il tuo dito, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco. È Gesù che si fa avanti e si propone con le sue ferite aperte. Perché la risurrezione ha vinto la morte, ma non ha chiuso i fori dei chiodi. Anzi, le ferite di Gesù sono lì a ricordare che la morte in croce non è stato un semplice incidente di percorso. Quelle ferite sono come un alfabeto da decifrare. Solo restano la rivelazione massima dell'amore di Dio. E il dito di Tommaso adesso può entrare nel cuore dei chiodi, può entrare nelle mani di Gesù. La sua mano può essere appoggiata proprio al fianco di Gesù. Alla fine Tommaso si arrende. Noi non sappiamo se abbia toccato davvero il corpo del risorto, come dimostra Caravaggio nel suo cielo del quadro, che c'è Gesù che mette il dito proprio dentro il costano, non lo sappiamo se l'abbia toccato. Ma a Cristo che si fa incontro, Tommaso si arrende. E si arrende proprio non ai suoi sensi che voleva vedere e toccare, si arrende alla pace. A quella parola del risorto adesso dà e milagri, abbiamo sentito più volte, pace a voi. La pace di Gesù è la sintesi di tutti i doni più belli che possa desiderare il cuore umano. Quindi quando Gesù dà la pace, dà tutto ciò che desideriamo. Quella stessa pace adesso la chiediamo per i nostri cuori, che spesso sono stanchi, che a volte sono chiusi un po' nella paura. La chiediamo per il mondo intero, in particolare per dove c'è la guerra. La chiediamo per questa terra che ha vissuto un eccidio e ne conserva le cicatrici spirituali. La chiediamo qui oggi per ognuno di noi, per l'intercessione proprio della Madre di Dio venerata in tutti famiglie, Santa Maria di Consuelo. Davvero chiediamo questa pace, sintesi di tutti i doni, per ognuno di noi, per le nostre famiglie, per i nostri cuori. E chiudo con un ultimissimo pensiero, perché ho detto all'inizio oggi la Chiesa avrebbe dovuto canonizzare il giovanissimo Carlo Acutis. Era grande e sincero il suo attaccamento alla Madonna, la pregava e diffondeva la devozione soprattutto attraverso il rosario. L'abbiamo sentito anche così prima nelle espressioni, era la via più veloce, la scorciatoia per raggiungere il cielo. Quindi ogni volta che preghiamo il rosario è una scorciatoia verso Dio. E dicevo così, questa preghiera, che a volte consideriamo popolare, era accompagnata proprio da un'intenzione, quella della
dal basso, dalle cose della terra, verso il cielo. Quando siamo capaci di entrare sulla Dio, dentro il nostro cuore si apre una conversione. Però penso sia bello oggi celebrare l'Eucaristia chiedendo proprio queste tre cose. A Tommaso, che è stato il protagonista del Vangelo, chiediamo il dono di una fede matura, che non sia una fede superficiale. Alla Madonna di Portus, per cui siamo pellegrini oggi, chiediamo il dono della pace per ognuno di noi e per il mondo intero. E agli altri che hanno a tutti, che continuiamo a pregare, chiediamo il dono della conversione, di questa capacità di alzare con più lo sguardo al cielo. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie a Dio per il dono del battesimo, rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, eterno da Dio, generato, non creato, è la stessa sostanza del Padre. Credendo in Lui tutte le cose sono state create, e anche l'uomo che era una salvezza disceso dal cielo, e parola dello Spirito Santo si è incarnata nel seno di Maria e si è fatto uomo. Fu concepito per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, si viene alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Prego dello Spirito Santo, che è il Signore che dà la vita, e che procede dalla parte e dal Figlio, e come Padre, il Figlio e la parte glorificata, che ha lavorato per me e per i credi. Credo in la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del nostro eterno. Fratelli e sorelle, accostiamoci al Padre con parole umili e sincere, certi che Egli già conosce e sa prendersi cura delle nostre eternità. Allora in preghiera diciamo: Dio di misericordia, ascoltaci. Dio di misericordia, ascoltaci. La Chiesa approfondisca giorno dopo giorno il suo rapporto con il risorto, per confermare ed accompagnare la fede di ogni persona. Preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. I governanti non siano mai distaccati dal vissuto dei loro popoli e si impegnino all'edificazione di un mondo più giusto e fraterno. Preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. I malati nelle persone che si prendono cura di loro, sperimentando così che anche nella sofferenza tu ti fai prossimo di ogni uomo. Preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. La nostra comunità sia modello di unità e carità fraterna e cammini ogni giorno lungo la via del risorto. Preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Gli adolescenti che oggi concludono il loro giubileo trovano in Cristo risorto motivi di gioia e speranza per crescere nella fede e nell'amore. Preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Le persone con disabilità che in questi giorni celebreranno il loro giubileo trovino sempre sostegno e amore in famiglia, negli amici e nella comunità. Preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Padre misericordioso, ascolta la nostra. Penso sia bello il fatto da pregare ancora per la Chiesa. Abbiamo ancora nel cuore, penso, quelle immagini cariche di affetto e di vicinanza del funerale di Papa Francesco. Nei prossimi giorni i cardinali si riuniranno in
incontriamo proprio lo Spirito Santo perché sia Lui a donarci quel Papa che sia proprio pastore della Chiesa come ha fatto Papa Francesco. Per questo preghiamo. Padre misericordioso, ascolta e accogli le preghiere che ti abbiamo rivolto e aiutaci a comprendere la vicinanza del tuo Figlio che sei donato per saziare la nostra sete di amore e di pace e di vive e regna nei secoli dei secoli. Alla pagina 57, guarda questo offerto. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sorta e la rinunzia nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradita a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni del tuo popolo, tu che sei chiamati alla fede e generati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, caldi i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente proprio buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero è la pienezza della gioia pasquale, l'umanità risulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo,
ogni creatura si per questo del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, e la potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continua ad andare intorno a te un popolo che dall'Oriente e all'Occidente offre il tuo nome il sacrificio per te. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo del Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la Chiesa nuova. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci dottiamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo Cristo, un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te cara vita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i tuoi gemanti e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il nostro Vescovo di Campo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anzi di un utilizzo, e di tutti i defunti che si affidano alla tua presenza. A me Dio potere tutti la luce del tuo volto. E noi ti supplichiamo in misericordia. Donaci che per parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, con i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Santa Maria Apostolo, San Silvestro Papa e tutti i defunti e tutti i santi che sono stati graditi a te. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Nel Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Desiderosi di crescere nella fede, come ci ha suggerito Tommaso oggi, ma che consapevoli che abbiamo
ogni cosa, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dei Gesù apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Lo Spirito di Cristo risorto, scambiate con segno di pace. Agnello di Dio, e poi peccati nel mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, e poi peccati nel mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che porti i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non so degno di entrare nella tua festa, ma ti portare una parola di Dio. Cristo dice:
Grazie pomeriggio, il direttore del teatro che ci ha onorato con la sua presenza e grazie a tutti i collaboratori che hanno lavorato per questo che hanno lavorato domenica 11 maggio, la Santa Messa del mattino, che di solito viene celebrata alle 9, salvo alcuni appuntamenti importanti come quello di oggi, sarà celebrata ogni domenica alle 10:30. Ecco, questo per favorire, diciamo, che qualche peregrino, perché se la messa alle 9 adesso deve fare il giro per Subì, per Canevola, perché cerchiamo di venire incontro, quindi la messa almeno per questi mesi fino alle 10:30. E poi un altro particolare che riguarda una funzione che abbiamo vissuto lo scorso anno con la presenza di Don Carlo Gamberoni, conoscete il sacerdote che ha riscoperto le apparizioni di Torcioso. Lui veniva l'anno scorso ogni primo mercoledì del mese alle 3:30 veniva da Trieste per guidare con il preghiera molto forte i vesperi, il rosario, l'adorazione. Questo appunto nei mercoledì giugno, luglio, agosto. Anche questo abbiamo pensato a un sacrificio, per dire la gente attraverso Subito. Questi cerimonie li vivremo a Racchiuso, nella chiesa di Racchiuso, e questi momenti di preghiera, mercoledì del mese di giugno, luglio, agosto, ecco, vivremo questo momento guidato dal Vicario, ecco lì nella chiesa di Racchiuso. Grazie. Grazie a Dio di questa bella opportunità, essere qui e lontano del paradiso, di quella bellezza della natura, si raccoglie da questa semplice ma bella che così la bomboniera sono proprio quei piccoli doni dell'orientamento speciale a questa comunità. Grazie per questo. Signore sia con voi, vi benedica e vi accompagni per l'intercessione della Vergine Maria, Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace, alleluia, alleluia. Buona domenica e buona festa.
a vincere.